Questo webinar dedicato all'ospitalità italiana e focalizzato sulla ristorazione. Continua la presentazione dei relatori esperti per portarci piano piano ad una progettazione partecipata. L'obiettivo è di accrescere le competenze, condividere delle esperienze per arrivare poi al 6 di giugno, quando insieme progetteremo come appunto far ripartire l'ospitalità italiana dal punto di vista turistico, della ristorazione e direi dei territori. Io inizio con la presentazione delle persone che con me parteciperanno a questo webinar. Io sono Enza Laretto e sono la presidente del comitato tecnico-scientifico dell'Associazione Regai. Con me Mauro Battaglino di Fenimprese, Barbara Giordano, nutrizionista. Passo poi a parlare degli esperti Emanuele Plata dell'Associazione PLEF, Alessio Cipolla, architetto e food designer, Giovanna Ceccherini, manager turistico, insieme a Franco Priarone dell'Agriturismo La Rossa, Isabella Antonioni, consulente auditor sui sistemi di gestione ambientali e della sostenibilità, Consolata Plantone, esperta di accessibilità e turismo. Avremo poi anche due case history. La prima, Ginger People and Food, Carmelo Roccaro, e l'Università di Palermo, Polo Didattico di Agrigento, con Gaetano Bucciardo. In questa slide vedete che è tutta colorata, perché la visione del nostro futuro speriamo sia colorato, ma soprattutto perché questi webinar e la modalità di progettazione la svolgiamo con un metodo che è il modello LICET, che abbiamo presentato l'altra volta anche con i propri criteri. Sono 5 valori con 38 criteri. Quest'oggi i 5 valori sono rappresentati dagli esperti che ho citato prima. Insieme è soltanto la sommatoria, ma la sommatoria che dà in realtà sinergia. Insieme questi legame col territorio, innovazione, competitività e correttezza, ecosostenibilità e tutela delle persone ci portano a creare, dico insieme, benessere sostenibile sul territorio, per noi e quindi per gli altri. Soltanto quindi la somma ci porta a riuscire, diciamo, a riprendere, perché questo è l'obiettivo di questi webinar, è l'obiettivo che ci diamo, e quell'obiettivo anche dell'Associazione Regai, di sostenere la ripresa delle aziende, di sostenere la ripresa dei territori. Il LICET, che ho detto è un modello, è stato creato nel tempo attraverso una ricerca che ho condotto io da 10 anni ormai. Si basa su una serie di strumenti, come ho detto, dei valori, dei criteri, degli strumenti e un linguaggio comune. La prima, diciamo, strumento importante, fondamentale per riuscire a collaborare è stata la creazione di un linguaggio comune. Ovvio, un linguaggio che ha preso in considerazione il linguaggio della sostenibilità, ma che è andato oltre, parlando di attenzione, di rispetto, per andare verso il benessere. Quindi riuscire a fare sinergia mettendo insieme le nostre forze. Con me oggi abbiamo diversi relatori, ma oggi questo webinar è focalizzato su come fare ripartire la ristorazione. Per noi, poi ce lo racconterà bene anche Emanuele Plata, l'importante è vedere il ristoratore come chi ristora, come chi è sul territorio ed è un anello di congiunzione tra chi produce le materie prime, a chi poi le trasforma, a chi poi le consuma e addirittura a chi poi, attraverso la gestione dei rifiuti, chiude il ciclo. In una visione di ciclo appunto continuo porta in realtà benessere, perché è capace di gestire le risorse. Vedete questa immagine? Bene, questa per noi è un concetto che va oltre al concetto di filiera. Parte da un territorio dove c'è una storia, una cultura, il legame con il territorio, le realtà locali che non sono solo economiche, sono sociali, c'è la comunità locale che con questa visione storica però punta in avanti,
punta verso l'innovazione, quindi questo si trasforma in realtà in creatività. E vedete sotto a questa immagine anche poi il colore giallo, menù variegato, piatti a tutti i gusti, creatività. Bene, questa è la parte che il ristoratore mette per farci assaggiare anche dei prodotti della tradizione, dei prodotti locali, dei prodotti offerti in una maniera diversa, proprio per coinvolgerci, per emozionarci, a noi come cittadini, ma a noi anche proprio come turisti. Poi c'è il passaggio a chi trasforma e quindi a chi lavora in cucina. E quindi deve essere uno staff preparato, attento agli sprechi, alle materie prime, alla qualità, al prezzo effettivamente, perché comunque acquista e quindi deve riuscire ad stare in equilibrio tra il prezzo, tra il costo e poi il prezzo offerto. E poi c'è chi sta nella sala a dare anche informazioni, è lui il cameriere, è lui che è in contatto con le persone, è lui che se riesce nel suo lavoro trasmette questo valore locale, questo valore del territorio. E questo lo fa raccontando anche le esperienze e le esperienze appunto di tutta questa filiera. Ma poi c'è anche il consumatore, ci siamo noi, questo consumatore che educato ad apprezzare diventa educato, soprattutto adesso anche con il Covid, purtroppo ha a che fare con delle norme igieniche, ma anche alla gestione ambientale dei rifiuti. Vedete appunto la parte con i contenitori di rifiuti, ma il tutto legato dalla tutela delle persone, le persone che lavorano in cucina, le persone che sono ospiti, le persone della comunità locale, il rispetto verso tutte le persone. Questo quindi il ruolo della Fiera del Territorio, e noi siamo partiti dalla ristorazione dando questo ruolo, perché la ristorazione è trasversale in realtà. Si parla di economia quindi locale, si parla di ambiente, si parla di sicurezza, di salute, ed è quindi deve essere assolutamente una visione trasversale. Dicevo, con me oggi ci sono dei relatori. Mauro Battaglino di Fenimprese, che ho conosciuto da ormai alcuni mesi e che da subito abbiamo capito che si poteva collaborare. Una grande stima perché ha capito la valenza del modello Licet e che vedete qua una filiera e che si sta impegnando insieme a noi a coinvolgere aziende, ma io lo faccio adesso parlare proprio per presentare Fenimprese e come ha pensato di coinvolgerle. Ciao a tutti, sono Mauro Battaglino, presidente di Fenimprese Genova e coordinatore del Piemonte Ligure di Fenimprese. Fenimprese è un'associazione datoriale che si occupa di tutelare le piccole e medie imprese nel mondo della burocrazia e di tutti gli adempimenti che deve compiere per poter sopravvivere lavorativamente. Io mi occupo in prevalenza sulla finanza agevolata, di tutto quello che riguarda l'accesso al credito alle aziende e di far sì che i progetti che le aziende vogliono attuare sulla propria azienda vengono poi finanziati o comunque però portare credibilità a un progetto da poter finanziare. Come diceva prima Enza, ci siamo conosciuti da qualche mese, mi sono subito innamorato del progetto Licet e lo propongo tra i nostri associati e tra le nuove realtà che vado a incontrare. Ultimamente, la settimana scorsa, ho cominciato a creare l'interesse sul progetto Licet e sul pugliese, e dove ho avuto un'ottima risposta, però la domanda che mi hanno chiesto: benissimo, il progetto interessante tutto, ma poi come potrebbe essere finanziato? Benissimo, io mi sono mosso e siamo riusciti a trovare attraverso i bandi regionali, attraverso i bandi europei, attraverso i fondi internazionali il modo di poter finanziare questo progetto e far sì che queste aziende possano aderire a questo progetto. A oggi Fenimprese ha fatto accordi con diverse multinazionali per poter finanziare le aziende attraverso delle formule che sembrano nuove ma sono vecchie di almeno 60 anni, che sono semplicemente lavorare dando liquidità alle aziende attraverso l'impegno rotativo del magazzino, quindi del loro prodotto che
questo momento ha un costo che è fermo lì, che non gli sta rendendo niente, anzi gli crea proprio delle spese. Oggi riusciamo attraverso il loro magazzino a creare liquidità lasciando il magazzino a disposizione delle aziende. Questo lo possiamo fare anche nel mondo degli hotel, attraverso che cosa? Attraverso andare a far verificare, se ve lo spiego in maniera molto povera, verificare il proprio fatturato e la comunicazione del cliente. Abbiamo fatto già chiuso delle trattative dove siamo andati a erogare a dei consorzi, degli hotel che sono messi in un consorzio, fino a 8 milioni di euro in liquidità. Questo è successo 15 giorni fa. Adesso ho altri progetti di questi hotel che praticamente hanno queste esigenze, perché oggi l'hotel comunque è penalizzato, perché con tutte le nuove regole, solo per poter lavorare deve fare un grosso investimento, ma questa è anche la ristorazione stessa. Quindi il nostro ruolo è proprio quello di poter creare una sinergia tra il benessere del territorio, che comunque non bisogna mai sottovalutarla, creare una sinergia tra il benessere che comunque le aziende che devono avere attraverso che cosa? La tranquillità di poter lavorare e di avere dei partner che vanno a sostenerli senza sostenerli in maniera, creare questa liquidità senza gravare sul loro bilancio, ma poter creare un'opportunità. Grazie. Bene, grazie Mauro. Adesso qui con me è presente anche Barbara Giordano, la nutrizionista che segue Aregai da ormai tantissimi anni. Il passaggio lo facciamo con lei perché stiamo passando dalla ristorazione all'alimentazione. Lei mi accompagnerà in questa carrellata anche proprio di esperti, la farò parlare adesso, ma anche al termine, proprio perché insieme, con l'esperienza mia sulla ristorazione, lei sulla nutrizione e alimentazione, andiamo effettivamente a vedere se c'è equilibrio. Passo quindi, coccoliamoci col cibo, forza Barbara. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono molto contenta di poter partecipare perché questo percorso l'ho vissuto negli anni anch'io e io penso che a volte si pensi che ristorazione sia una cosa e la nutrizione sia l'altra, ristorazione in senso lato. In realtà è proprio quello che volevo condividere, che da parte del ristoratore, qualunque esso sia, dal barista a chiunque somministri comunque del cibo, deve tenere conto che la nutrizione e le reti neurali che portano piacere sono le medesime. Infatti il ristoratore arriva da ristorare, ristorare vuol dire alleviare quelli che possono essere dei problemi fisici, ma vuol dire anche dare un supporto psicologico. Il supporto psicologico c'è in quanto noi prima, i nostri antenati, avevano solo questioni di nutrirsi, di sazietà e di fame. Poi piano piano hanno aggiunto gli aromi, hanno aggiunto il piacere e a questo piacere si lega ovviamente la memoria con le sue sensazioni. Abbiamo tutti presente che andare in un mangiare o già anche da piccoli quando ci avevano dato qualche cosa di poco piacevole da mangiare ci rimangono delle sensazioni e quel cibo, quel posto, quella persona che ci ha dato questo ci dà assolutamente fastidio. Così la memoria imprime queste diciamo reti neurali. Noi abbiamo bisogno, fabbisogno, piacere e tutte si sovrappongono le une alle altre e la sinergia a 360 gradi non è solo licit ma è veramente fra ristorazione ed alimentazione, che sono due facce di una stessa medaglia, perché se ristoro in maniera piana, nel senso che comunque non condivido niente di quello che può essere territorio, piacere del cibo, ok, nessuno avrà modo di riscegliermi un'altra volta, perché io invece mi devo distinguere e ognuno si può distinguere in questo modo qua. Infatti noi, forse possiamo andare anche all'altra diapositiva, se così magari forse è più utile anche per gli altri che mi possono seguire, quando noi noi non ci cibiamo solo con i 5 sensi, anzi con un senso che è il gusto, ma con tutti i 5 sensi e dopodiché appunto noi abbiamo questa memoria, quindi annusiamo, sentiamo l'odore di quel posto, l'odore del territorio che c'è intorno e abbiamo delle gioie, abbiamo dei piaceri, traiamo dei piaceri da questo
e connessiamo delle cose. A quel punto lì il nostro cervello coordina tutti questi processi e ci restituisce in questo senso. Quindi a questo livello qua noi dobbiamo, noi ristoratori, dico non solo nutrizionisti. Ma perché non vedo l'audio? Scusami tu. Dobbiamo fare in modo il nostro territorio ospitalità, perché ristorare è ristorare la mente ed è ristorare anche il piacere che arriva da queste cose. Quindi in ogni caso la sinergia deve essere puntata al piacere. Nella dieta, così come nella ristorazione, deve essere puntata al piacere, perché la persona deve ricordare delle cose piacevoli che arrivano da tutte le cose che ognuno di noi può nel suo fare, dal territorio all'innovazione, alla competitività, all'ecosostenibilità e alla tutela delle persone, per dare una cosa che i nostri clienti possano comunque ricordare. Bene, grazie Barbara. Adesso con me Emanuele Plata dell'associazione PLEF, che è un'associazione con la quale Aregai ha collaborato ormai da tantissimi anni, anche proprio per un premio che è arrivato quest'anno in realtà alla terza edizione, che concentra l'attenzione sull'alfiere del territorio. Pertanto chiedo appunto ad Emanuele che cosa secondo te è alfiere del territorio e quindi perché il premio non è soltanto un premio di buona cucina, ma è molto molto di più. Grazie Enza, indubbiamente il fatto che noi ci occupiamo da anni di accompagnare le imprese verso la sostenibilità, quando abbiamo guardato con voi il tema della ristorazione, ci siamo orientati a cercare di premiare la ristorazione virtuosa, che è giusto appunto quella che crea valore per l'impresa di ristorazione, ma benessere per la comunità che lo circonda e quindi valorizza il territorio stesso. Ora, la premessa che mi piace fare parlando di alfiere è che questa ristorazione virtuosa, come si dice sempre più spesso, ha al centro le persone, ma non tanto perché è una definizione slogan oggi, ma perché quando noi diciamo che siamo ciò che mangiamo, parliamo appunto di una fortissima identità personale nel momento in cui alimentazione e ristorazione si danno la mano. Ora, noi abbiamo fatto per esempio abbiamo esordito con questo premio guardando l'esperienza di un ospedale. Ecco, in quel caso l'ospedale che aveva deciso di fare una dieta per i propri pazienti che tenesse conto delle abitudini culinarie degli stessi, era quella l'alfiere del territorio. Quindi guardate caso la circostanza interessante, una mensa ospedaliera che riesce ad essere comunque una bandiera, un punto di riferimento per lo stesso territorio. L'altra espressione che mi piace molto dire è che cibo e preparazione in effetti non sono altro che gli alter ego delle persone e della cultura della comunità. Quindi se guardiamo questi aspetti e veniamo alla prossima slide per cortesia, ci rendiamo conto che di fronte a una tematica di questo genere il ristoratore non è un tecnico, non è un tecnico, è un umanista che fa il ristoratore. E uno cioè che ha capito che non bisogna puntare all'efficienza, che poi vuol dire omologazione, che poi vuol dire competizione di prezzo, ma bisogna puntare a tutti quegli elementi che caratterizzano un rapporto, e cioè dire essere in grado di ascoltare, essere in grado di formarsi, riconoscere la propria comunità, selezionare il proprio scopo importante per cui uno lavora, la sua personalità, condividere con i collaboratori, non certo dirigere i collaboratori, punto. Selezionare i fornitori affini, ovvero sia che hanno le stesse finalità che uno si propone, e così via, fino veramente a farsi riconoscere nella comunità, a prenderne la bandiera, fare sistema e aprirsi. Perché queste robe servono se uno poi dialoga giusto appunto con gli altri. E allora, riassumendo, visto che i miei 8 minuti sono quelli che sono, alla terza slide vi dico un attimo quelli che sono gli elementi che caratterizzano poi il successo di un'operazione di questo tipo, cioè di diventare alfieri del territorio. Quelli di avere empatia e creare empatia.
l'accoglienza, in quel senso che è stato già anticipato da Barbara Giordano prima, i tempi. Non dimentichiamoci che metterci in una condizione di tempo giusto per chi frequenta il nostro ristorante e gode del nostro servizio è importantissimo. La scelta, ovviamente, in chiave di quell'assortimento di preparazioni che uno può avere, e lì dentro ci sono i sapori, ma ci sono anche i saperi. E da questa congiunzione delle cose vengono fuori i due determinanti risultati, quelli di offrire all'utente, al cliente, al consumatore, che dir si voglia, chi è a tavola da noi, delle esperienze, ma allo stesso tempo mettere in condizione di avere delle soddisfazioni. Allora è chiaro che con questa formidabile capacità di esprimere questi valori, quel locale, quel ristorante diventa per il suo territorio un passepartout per arrivare alla destinazione del territorio. E quindi cosa offre l'Alfiere del Territorio? Una componente essenziale della guida alla destinazione di quel territorio. Grazie. Perfetto, grazie. Adesso passo la parola ad Alessia Cipolla con Interior Design e direi che la domanda riguarda diciamo, il nostro stile di vita mediterraneo, che oggi sembra essere messo in crisi a causa del distanziamento sociale, ma veramente è così? E quindi grazie a te, grazie alla tua competenza, vorrei concentrare l'attenzione sulla tavola. E quindi come sta evolvendo questo concetto di tavola per le nuove dimensioni di vita? Bene, grazie Enza, grazie di questo invito. E questo è un tema abbastanza centrale, la tavola, perché è proprio lo spazio dove ci si raccoglie per poi appunto degustare assieme a delle comunità. La convivialità non morirà mai e invito tutti a non accettare quello che viene considerato come adesso nuova normalità e distanziamento sociale. Dobbiamo proprio lavorare affinché questo distanziamento sociale, che deve essere necessariamente preso, non divenga invece una normalità, ma anzi venga arricchito magari da delle novità, questo sì. Ma la convivialità a tavola è una cosa che appartiene all'umanità, declinata poi nelle varie culture, ma è una cosa molto molto importante. Attorno alla tavola sulla tavola e attorno alla tavola si concentrano tantissimi valori. Sono dei valori che in questi 2 mesi si sono modificati anche loro, come ci siamo modificati noi sicuramente, come è stata modificata la nostra vita, si è anche modificato l'aspetto della tavola. Allora, la tavola rappresenta la fine di un viaggio, come diceva prima anche Emanuele, attraverso dei territori, quindi si toccano dei territori, anche fisicamente, si prende la macchina, si arriva, si attraversa determinati territori, determinate economie, determinate culture, poi si arriva al ristorante, si entra dentro il ristorante e si arriva alla tavola. Quindi la tavola rappresenta la fine di un viaggio, che è anche un viaggio metaforico, però dalla tavola poi si può ripartire verso un altro viaggio più arricchiti. Quindi la tavola diventa proprio lo spazio di congiunzione tra tutta una serie di appunto, elementi di cultura del territorio, di economia del gusto. Quindi ad esempio il servizio, abbiamo visto in tutti questi ultimi 2 mesi un grande sviluppo della tecnologia, con magari appunto l'uso di menu interattivi che possono essere tradotti in più lingue, e queste sono cose meravigliose che possono avvenire, però non dimentichiamoci che il rapporto quello che dovrebbe essere il cameriere, che fino magari a qualche mese fa era diventato un portapiatti, no? Adesso invece riassume un ruolo assolutamente diverso, perché in quel caso non è più il venditore di un piatto, ma è invece il rappresentante di tutto il territorio. È lui che può, e deve essere formato anche per questo, raccontare un territorio. Quindi c'è una ricchezza di interscambio, anche se il cameriere deve rimanere a 1 metro e passo di distanza da noi, ci deve essere una relazione e anche una comunicazione tra questi soggetti.
E poi appunto abbiamo in quest'altra diapositiva invece ho voluto un attimo raccontare attraverso uno schema che risulta banale, che non è appunto a che fare con l'eliminazione dei posti tavola, che tanto ha creato problemi all'interno della ristorazione, ma di quello che in realtà sta cambiando. Cioè, mentre prima c'era questa creazione di questi micro raduni, di micro comunità attorno a un tavolo, creando appunto convivialità, cioè convivere, adesso invece c'è un allargamento, cioè la tavola ha più spazi, soprattutto spazi pubblici, spazi collettivi rispetto a prima, che bisognerebbe proprio riempire con determinati valori. Quindi abbiamo ad esempio appunto lo spazio della tavola cambia, non possono nel pratico ad esempio non possono essere più serviti ad esempio vassoi dei salumi con i quali avevamo sempre iniziato magari tutte le nostre cene, i nostri pranzi. Bisogna iniziare a cambiare questo sistema dedicando ovviamente quindi tutto un sistema di servizio al singolo che però appunto faccia parte, si senta parte di quello che è tutto il territorio. Quindi il ristoratore può diventare un baluardo del territorio e al suo interno può accogliere appunto i prodotti che poi, come hai detto tu, spiegherà magari al commensale che non li conosce e quindi poi anche il commensale o l'ospite si alzerà sicuramente con più conoscenza. Poi cambiano i tempi della tavola, no? Quindi si è parlato molto di cambiare i tempi anche delle nostre cene, dei nostri pranzi, ma io dico, il mondo della ristorazione è enorme ovviamente, quindi dipende anche da dove sei, perché non tutti possono fare il delivery, c'è stata tutta questa grande confusione in questi ultimi mesi, ma diciamo che il ristorante può essere anche utilizzato proprio dal punto di vista dello spazio e del tempo in maniera nuova e diversa. Cioè, in questo caso la creatività dovrebbe essere proprio inserita all'interno non solo della tavola in quanto tavola, ma anche all'interno dello spazio, con magari nuove funzioni che entrano all'interno della sala ristorante. Quindi ci possono essere anche dei nuovi sistemi di servizio e poi anche degli strumenti gustativi. Ad esempio, non è più possibile servire l'olio, finalmente non ci sarà più l'amico antipatico che dice mi dia l'olio con il peperoncino perché vuole metterselo magari sulla pizza, che è una cosa che ho sempre trovato così, nel senso che il piatto deve arrivare a tavola perfetto, qualsiasi piatto sia. Quindi l'aggiunta di questo olio non dovrebbe esserci, adesso è stato vietato e quindi alcune aziende hanno iniziato a riconvertire con dei monodose. Siamo veramente sicuri di voler riempire la nostra tavola con della plastica o con degli elementi di questo genere che diano una soluzione temporanea, quando invece si potrebbe organizzare ad esempio un servizio dell'olio, cosa che non è mai stata fatta in Italia. È stato dato grande respiro e grande attenzione al vino, molto meno ad esempio all'olio. Quindi i camerieri potrebbero dire guardi, le faccio fare una degustazione di olio e questo ovviamente quindi implicherebbe tutta una serie di strumenti nuovi e di tempi nuovi. Volevo un attimo solo concludere con una cosa, siccome il mio grande interesse è sulla cultura a tavola e soprattutto sulla storia della cultura a tavola, la parola ristorante deriva proprio da restaurant, cioè bouillon restaurant. Quindi nel Settecento sono nati i ristoranti, dopo la Rivoluzione francese molti degli chef erano rimasti senza lavoro e quindi iniziarono ad aprire questi locali all'interno di Parigi e da lì è nata la vera ristorazione francese e internazionale. Ma prima, già nel Settecento, c'erano questi luoghi dove si prendeva appunto il bouillon restaurant, quindi il brodo ristoratore, proprio perché c'era dentro questa parola ristorante ed erano dei posti dove si mangiava molto meglio di quello che di solito nel Settecento si mangiava fuori casa e a prezzi adeguati. Questa è la nascita dei ristoranti, con questa bellissima parola di ristoro, che secondo me in questo caso, oltre al senso dell'ospitalità, al senso del sorriso, al senso del servizio, il ristoro è anche un bellissimo concetto sul quale si può ancora molto lavorare.
Bellissimo, grazie Alessia. Prego. Grazie anche perché sei riuscita a parlarci di innovazione in realtà anche facendoci passare dalla storia, perché l'innovazione non vuol dire tutto nuovo, vuol dire anche appunto cambiare e cambiare abitudini e cercare di modificare nel tempo, legandosi comunque assolutamente alla storia. Adesso sono curiosa di passare l'attenzione a altri due relatori che si presentano insieme, ma dicevo devo anche ricordarvi a chi ci sente che avete la possibilità di farci domande, di fare domande ai relatori. Con me ci sono degli assistenti che cureranno questa parte appunto di raccolta delle domande, in modo tale che al termine appunto di tutte queste relazioni possiamo cominciare a rispondere e ragionare insieme. Dicevo, adesso Giovanna Ceccherini è ambasciatrice della dieta mediterranea e manager turistico. Ho dato il compito di parlare della competitività e della correttezza. A lei questa domanda, sentendo anche le relazioni precedenti, ma in termini di competitività, come può essere proprio un territorio competitivo? E so che poi passerai anche tu la parola a Franco, perché grazie all'esperienza che abbiamo avuto con Colazione Monferrina abbiamo lavorato appunto insieme su questo concetto di competitività, passando dal territorio all'azienda, dall'azienda al territorio, ma sono curiosa di sentirti. Sì, buongiorno, è sempre con grande piacere insomma, che lavoriamo sui temi di Licet, e in questo caso però lo facciamo partendo da un'ottica un po' più, diciamo, tecnica, ecco, usiamo questo termine. Partiamo prima di tutto dal presupposto che quando parliamo di territorio, di immersione di un territorio, abbiamo la necessità anche di fare chiarezza su quali che siano i valori che possono essere creati all'interno di quest'ultimo. Vale a dire, per esprimermi più correttamente, quali sono eventualmente gli elementi che creano un valore aggiunto, che non siano essenzialmente l'unione di più valori individuali nell'ambito di un determinato contesto territoriale. Io credo che da questo punto di vista, se la domanda è effettivamente questa, ci viene in aiuto, in risposta, il sistema di valori, il nostro stile di vita che si identifica veramente con la dieta mediterranea e che ha molto a che fare ovviamente con il regime alimentare, sia con la nutrizione che con l'alimentazione e in terza battuta sicuramente con i modelli di ristorazione. La dieta mediterranea, così come viene oggi da molti conosciuta, è essenzialmente, e dico in maniera errata, considerata come un modello alimentare. È sicuramente un modello alimentare, ma dietro il modello alimentare c'è molto di cui far tesoro. Infatti UNESCO ha considerato già dal 2010 in avanti la dieta mediterranea come patrimonio intangibile per l'umanità e vedete appunto a video quali sono le iscrizioni rese appunto da UNESCO a questo proposito. Vale a dire, la dieta mediterranea è un insieme di competenze, di conoscenze, di pratiche, di tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola. Quindi sicuramente sì, un modello nutrizionale, così come hanno detto i colleghi precedenti, sicuramente di grande rilevanza il valore attribuito all'aspetto alimentazione, ma questo è essenzialmente uno snodo di contenuti molto più profondi che investono ed impattano sulla società, sul benessere economico e non solo, grazie appunto alla rivalutazione e in questo senso quindi al valore enorme che viene dato alla capacità di saper trasformare, di saper introiettare, ma soprattutto di condividere i valori dell'ospitalità, del vicinato,
del dialogo interculturale. Ricordiamo che parliamo di Mediterraneo. Il Mediterraneo è dal punto di vista storico stato il primo bacino di interazione tra popolazioni che appartenevano a culture anche molto diverse l'una dall'altra, dove effettivamente la creatività di tutti ha dato poi origine ad un substrato molto importante dal punto di vista culturale e dal punto di vista civico. Ora, se vogliamo quindi partire dal presupposto che per chi lavora nella ristorazione diventa di grande rilievo appoggiarsi sul valore delle origini, sul valore della tradizione, degli usi, delle consuetudini, delle abitudini, allora in questo caso effettivamente i valori della dieta mediterranea si sovrappongono con i valori licet e li abbiamo identificati fondamentalmente in cinque sovrastrutture legate in pratica al mondo del lavoro, quindi il senso della dignità del lavoro, della tradizione, dell'innovazione, la capacità di collaborazione, la capacità soprattutto di non impattare sulla realtà che ci circonda in maniera pesante, quindi in termini della frugalità e ancora sicuramente, come abbiamo potuto notare fino ad ora, l'importanza del rispetto reciproco. Quindi se parliamo di competitività territoriale nell'ambito appunto di chi lavora nella ristorazione, chi si dedica quindi all'ospitalità, dobbiamo tenere in larga considerazione un aspetto di notevole rilievo, vale a dire la ristorazione in qualsiasi esperienza legata all'ospitalità è un valore trasversale, investe veramente tutto quello che rappresenta la tipicità e il legame con il territorio. L'identità infatti è uno degli elementi principali su quali andare a lavorare, il sentirsi parte di un insieme, il saper quindi collaborare mantenendo viva la propria autonomia, ma soprattutto la propria individualità, che però si relaziona con gli altri e soprattutto in questa relazione crea un plusvalore, un valore aggiunto che non si può raggiungere da soli. Come base di partenza per poter operare in una forma, diciamo, di progettualità integrata che possa effettivamente far emergere in maniera competitiva un territorio, sicuramente di grande rilevanza anche godere di un linguaggio comune, di un linguaggio trasparente, un linguaggio che permetta la collaborazione anche tra pubblico e privato. Dieta mediterranea viene raccontata come passaggio dal paesaggio alla tavola. Sotto un certo aspetto possiamo quasi interpretarlo come un passaggio dal bene comune al benessere privato, dato appunto dalla nutrizione, dall'alimentazione. Quindi in un certo senso già ci sono i capisaldi che ci portano a ragionare nei termini di una relazione tra pubblico e privato. È vero però che per poter ragionare in questi termini è necessario anche parlare di competitività come relazione di filiera, vale a dire attraverso le relazioni, l'interscambio, la crasi che si viene a creare tra i portatori di valore, quelli che dal punto di vista economico vengono chiamati gli stakeholders. Sicuramente gli stakeholders devono saper valorizzare le risorse identitarie, come abbiamo già detto prima, perché queste stanno alla base nel nostro percorso sia di turisti che di cittadini nell'ambito di un territorio. I portatori di valore in questo caso possono essere addirittura coloro che svolgono attività non solo di interesse, cioè non solo i portatori di interesse vivo, ma devono essere anche legati a coloro che possono arricchire l'interesse di partenza. Devono essere presi in considerazione anche coloro che vanno coinvolti da un punto di vista etico, chi si fa portavoce di elementi legati alla crescita del territorio secondo i termini della condivisione e soprattutto ancora della perfetta armonia tra i cittadini, vale a dire tra il pubblico ed il privato, quindi tra cittadino ed imprenditoria. E ancora sicuramente di grande importanza da questo punto di vista è l'importanza data anche agli stakeholders che vengono a rappresentare invece un ostacolo, perché ovviamente anche i rischi devono essere presi in considerazione nel momento in cui si va a fare una valutazione di quello che da un punto di vista economico si chiama business case. Ed è così appunto che si arriva anche ad una valutazione economica e finanziaria, una valutazione che deve tenere in considerazione
parlando sempre di un progetto di sostenibilità integrata e in modo particolare condotto secondo i principi di una progettazione che sia effettivamente a 360 gradi, in cui tutti cittadini, privati, imprenditori, istituzioni sono i portavoci di interessi condivisi, nella quale solitamente diciamo che il pubblico ha più che altro una funzione di facilitatore, senza dubbio sono da tenere poi in condivisione sia gli obiettivi che i benefici finali, sono da tenere in considerazione la capacità di effettuare investimenti nelle giuste allocazioni. È necessario soprattutto pensare alla creazione di strategie di marketing che continuino ancora a mantenere viva il senso della condivisione, dell'omogeneità e della collaborazione tra tutti gli attori. Noi ci abbiamo provato, a Regai abbiamo dato origine ad un modello, ad un prototipo che effettivamente rappresenta questa realtà, questa forma di emersione nella forma di competitività territoriale. Abbiamo dato origine l'anno scorso a questo progetto che ha ormai la forma di un vero e proprio prototipo, di un format che va sotto il nome di Colazione Monferrina. La Colazione Monferrina in realtà non è semplicemente un assemblaggio di prodotti, ma è prima di tutto l'espressione della collaborazione, della progettazione integrata messa in atto da una serie di portatori di interesse, sia pubblici che privati, nel quale si vuole sottolineare l'importanza che deve essere attribuita all'emanazione, alla diffusione, alla disseminazione della qualità della vita. E qui per questo motivo in che cosa si distingue la Colazione Monferrina rispetto al semplice prodotto enogastronomico? Beh, si differenzia fondamentalmente nella capacità di quest'ultima di essere un contenitore di racconti. È di grande rilevanza quindi dare responsabilità, dare consapevolezza a chi nell'ambito della Colazione Monferrina partecipa materialmente in maniera viva alla diffusione dei saperi. È un contenitore di racconti perché rappresenta, parlando appunto di Monferrato, i temi dell'ospitalità così come vissuta nell'ambito di un territorio della marca Monferrina, come si soleva dire fino ad alcune centinaia di anni fa, e è stato elemento di grande rilievo a questo proposito seguire effettivamente un percorso ad obiettivi successivi che avesse criteri e valori molto ben definiti. Questo è avvenuto appunto attraverso il modello Licet, che ci ha permesso di creare la perfetta sintesi tra coloro che avevano interessi, portatori di interessi appunto dal punto di vista puramente enogastronomico, legandolo poi alle peculiarità territoriali, quali non soltanto le produzioni agroalimentari, ma anche di grande rilievo l'artigianato. Abbiamo coinvolto artigiani del posto che hanno saputo addirittura dare un senso alla parola Monferrato, attraverso appunto la creazione proprio di supporti materiali, come potete vedere attraverso questa slide, sul quale viene presentata la Colazione Monferrina. Quindi una perfetta sintesi di quello che è l'impegno di chi insiste sul territorio per il benessere del territorio, coinvolgendo anche coloro che venendo da fuori possono introiettare esperienze e portarle a casa, replicarle nelle loro destinazioni. Quindi diciamo che parlando dal punto di vista progettuale assume importanza anche andare a verificare come agiscono coloro, come hanno agito i portatori di interesse. Ne abbiamo uno qui con noi, Franco Priarone dell'Agriturismo La Rossa, al quale cedo la parola per raccontare quella che è stata l'esperienza nella partecipazione alla creazione del progetto Colazione Monferrina e qual è stato il suo impegno nella diffusione del medesimo. Grazie Franco. Sì, grazie a te Giovanna, grazie per aver aggiunto un posto a questo tavolo particolare a cui è un piacere partecipare e ristorarsi, quindi avremo sicuramente modo di apprezzare e spero potrete apprezzare anche il mio contributo. Quello che mi è stato offerto con la Colazione Monferrina per me è un'opportunità, per noi della Rossa è stata un'opportunità, quella di collaborare prima di tutto, condividere delle idee e proporre un qualcosa che piace prima di tutto a noi, ecco, perché c'è qualcosa che ci rappresenta.
Su questo modo di presentare la colazione abbiamo inserito ognuno qualcosa di piacevole, che risulta e ritiene piacevole e che rappresenti se stesso, la propria azienda, il modo di lavorare. Ed è stato carino proprio perché è stato realizzare un piatto, poi caratterizzato da questa pietra o questo mattone di terra del posto, grazie a questo artigiano simpaticissimo, e che dava modo di interagire con l'ospite. Cioè noi durante la colazione che proponevamo su prenotazione, perché era una cosa molto particolare, davamo modo di assaggiare dal dolce al salato. Alcuni supporti, alcuni prodotti derivavano non dalla nostra cucina, ma dalla cucina magari di alcuni artigiani vicini. La focaccia, ad esempio, non è prodotta da noi, ma abbiamo un forno che produce una focaccia riconosciuta sul territorio delle nostre parti. Allora, perché no? Unire la sua conoscenza con la nostra torta di nocciole, con la nostra lingua bollita in salsa verde. Noi siamo portatori di questa tradizione e poi il tutto riconducibile a un'attività che è sempre stata nostra. Come vedete alle mie spalle, l'attività vitivinicola ha sempre previsto uno spuntino in vigna e allora la focaccia deriva dallo spuntino in vigna. La focaccia ce la portavamo in vigna andando a lavorare alla mattina, i miei nonni e anch'io adesso, e allora la riproponiamo con questo piatto, merenda Monferrato, colazione monferrina. Poi è bello perché ognuno la condisce con quello che più gli ricorda il territorio. Quindi per noi è stata un'opportunità, ed è un'opportunità tutti i giorni, di offrire diciamo, come se fosse proprio un tableau per un pittore, no? A cui attingere e poter gustare veramente numerose specialità che il nostro territorio fortunatamente propone e la nostra cucina mantiene. Ecco, questo è il primo approccio che ho avuto con colazione Monferrato, Monferrina, e con questa noi vorremmo, e abbiamo già, il passo, diciamo, vado avanti nella mia spiegazione perché mi faceva piacere legare questa proposta con un qualcosa di più pratico, perché in fondo mi è piaciuto sentire da chi mi ha preceduto il ristoro, no? Barbara che parla che il ristoratore deve ristorare, no? Benissimo, e noi abbiamo cercato con la nostra colazione monferrina di ristorare le persone che effettuavano delle camminate di 10-12 km. Noi partivamo in azienda, prima di partire avevamo l'opportunità di assaggiare la colazione monferrina, quindi di poter avere tutto quello che c'era necessario, ci sarebbe stato necessario per compiere questa camminata di 10 km. E poi ritornando, ripristinare, no, le nostre scorte grazie a un po' d'acqua, magari dei decotti o addirittura, diciamo, delle spremute, quello che più poteva essere gradito dai nostri ospiti. Quindi, perché no? Una colazione monferrina che mi consente di fare altre cose, quindi di poter godermi il Monferrato. Ecco, questo noi abbiamo legato la colazione al godersi il territorio attraverso delle camminate, attraverso anche dei percorsi in azienda, perché abbiamo anche dei percorsi legati al vigneto, al riconoscimento del vigneto e dall'osservazione del panorama e contraddistinguere le varie tipologie di castello che dalle nostre parti ormai caratterizzano da anni tutti i centri zona, o meglio i paesi. Quindi per noi colazione monferrina significa gustare il territorio non solo seduti al tavolo, ma anche camminando. Quindi è stata per noi un ottimo modo, cioè il modo ideale per unire il ristoro sia dal punto di vista gastronomico che a quello culturale e di gruppo, perché sempre in compagnia. Bene, grazie Franco, è sempre un piacere sentirti, sei, come ti dico sempre, un imprenditore esplosivo. Ti ho quindi lasciato parlare sotto la C rossa, la rossa, rossa come competitività, come correttezza, come collaborazione,
Questa tua, appunto, essere esplosivo, riesci a trasmettere, e sei riuscito anche a inventare, perché l'altra sera quando ci siamo sentiti mi raccontavi anche che il Covid non ti ha fermato. Hai un ricco programma e quindi invito anche tutti a venirti a conoscere, proprio perché riesci a trasmettere effettivamente quella convivialità e quell'essere parte, devo dire, di una famiglia, di un territorio. Grazie Franco. Grazie a voi di avermi invitato. E devo dire che adesso passiamo la parola, prima di passare la parola a Isabella, Antonioni sulla parte della, vedete qua, ecosostenibilità e tutela della sicurezza e salute. Vi dico che sono già arrivate alcune domande, una l'anticipo, ma poi magari la raccontiamo anche dopo meglio, anche perché una domanda è proprio sulla colazione Monferrina, in quanto anche ce l'hanno già chiesto in un altro territorio, quindi sono molto, diciamo, positiva che è già in atto la collaborazione. Dei relatori precedenti è già stato visto un po' questa visione che si è passati. È vero che ho forzato un po' da parlare di legame col territorio, innovazione, quindi ognuno ha il suo ruolo. E questa è stata in realtà una forzatura, perché di tutti gli esperti ormai è entrato in circolo licete, quindi questa visione olistica. E questa visione olistica accompagna anche Isabella, perché come consulente auditor di sistemi di gestione ci racconterà di ambiente e inizierà a raccontarci anche di tutela della sicurezza e della salute. Grazie Isabella. Grazie, buongiorno a tutti e come appunto anticipava Enza, credo che il tema dell'approccio olistico e dell'equilibrio sia fondamentale nella sfida che ci attende in questo periodo, in questa fase diciamo post-Covid. Io mi occupo da anni di tematiche legate appunto alla consulenza di quello che è gli adempimenti legislativi, cui comunque anche la ristorazione è ovviamente soggetta, che vanno dalla redazione di un manuale HCCP alla predisposizione di una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quella che può essere una gestione ambientale legata al mondo dei rifiuti, dell'efficienza energetica, eccetera. Allora, lo scenario attuale però ci chiede non solo di adempiere a quella che è la normativa applicabile, che come tutti voi sapete ovviamente è il requisito per qualunque percorso, ma anche per capire come farlo al meglio, e quindi questo breve intervento vorrebbe riuscire a dare qualche spunto per capire come orientarsi e come avere un approccio proattivo rispetto a una tematica che appunto ci sta sfidando tutti. Infatti, per quanto riguarda l'ambiente, al di là di quella che è la valorizzazione del territorio e dei menù che gli altri colleghi che sono intervenuti e interverranno potranno anche esplicitare meglio, abbiamo ritenuto di focalizzarci su due aspetti molto operativi ma anche molto importanti. A seguito appunto dell'emergenza Covid ci troviamo ad intensificare una sanificazione che era già appunto obbligatoria per quello che era il mondo della sicurezza alimentare, ma che ci troviamo quindi ad integrare con quelle che sono continue emanazioni di circolare, rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi anche il ristoratore più attento può trovarsi davvero un po' disorientato. Il consiglio quindi qual è? Di attenersi, come dicevo, a quelli che sono gli obblighi, in particolare per quanto riguarda la disinfezione, mentre per quello che è la detersione e la pulizia il consiglio è di continuare a fare come si è sempre fatto, ma orientandosi verso prodotti ecolabel o con dichiarazione EPD, che quindi vantano un approccio sostenibile e certificato e sicuramente una migliore attenzione a tutto il percorso di produzione. Una piccola banalità, utilizzare comunque sempre le concentrazioni consigliate, non è il caso di andare in sovradosaggio, non mescoliamo, concentriamoci sulle aree, sulle zone più a rischio. Per tutto quello che è il tovagliato è sufficiente utilizzare dei cicli di lavaggio adeguati per temperatura o prodotti.
purtroppo abbiamo assistito e stiamo assistendo a una miriade di fornitori che in alcuni casi, non nascondiamocelo, si improvvisano fornitori del prodotto panacea che può essere l'ozono, i raggi ultravioletti o il vapore, eccetera. C'è ancora poca conoscenza su questo virus. Dalle indicazioni che sappiamo non è questa la sede ovviamente per dire va bene o va male, ma il concetto è sempre atteniamoci a filiere che già conosciamo e soprattutto ragioniamo con tanto buon senso. Lo stesso messaggio lo lanciamo sul mondo dei rifiuti, come accennava anche prima Alessia, adesso il rischio è che venga tutto porzionato in confezioni monouso molto plasticose. Noi arrivavamo da un periodo in cui la plastica finalmente veniva, come dire, in qualche modo messa da parte, accantonata. Adesso il rischio è quello invece di, come dire, di nuovo entrare in un meccanismo che vorrebbe essere una tutela dell'ospite, ma non è necessariamente detto che lo sia, perché comunque se noi manteniamo, come sicuramente voi farete, una buona sicurezza alimentare, non è necessario portare il pane nel singolo sacchettino di plastica, perché poi tanto se io devo prendere l'acqua minerale, tocco la bottiglia, come dire, anche in una tavola rischiamo davvero di creare delle storture che non hanno significato e aumentiamo il carico su una filiera dei rifiuti che già si trova ad avere DPI come guanti e mascherine che prima non c'erano. Anche in questo senso il consiglio comunque quello di sentire l'ente che si occupa della raccolta differenziata nel vostro territorio e anzi, se possibile, fare sinergia e come dire, utilizzare quello che è necessario utilizzare senza neanche esagerare, perché andiamo a danneggiare l'ambiente e non portiamo valore aggiunto a nessuno. E come vediamo infatti nella slide successiva, l'altro grande argomento è quello legato appunto alla tutela non solo dei propri dipendenti e collaboratori, ma anche la tutela dei clienti. Lo accennavo prima, ogni giorno quasi purtroppo esce una circolare, un protocollo, c'è anche una forte presa di posizione locale. Anche in questi giorni noi assistiamo ad esempio in Piemonte a prese di posizione a macchia di leopardo e quindi mi rendo conto sia molto difficile essere sempre, come dire, sul pezzo. Bisogna esserlo, magari conviene avvalersi di consigli e supporti da fonti attendibili, quindi associazioni di categoria, consulenti qualificati. Anche questo incontro ha un po' lo scopo di creare una rete che sia comunque vincente e costruttiva e anche scambiarsi delle opinioni e delle soluzioni che possano essere rispettose di quello che è anche la propria identità, la propria storia, come sentivamo prima. Ognuno troverà, a mio parere, il suo modo, non ce n'è uno sbagliato e uno giusto, bisogna cercare però di valorizzarsi e di distinguersi. Molto importante a nostro parere è anche la formazione, quindi dei propri collaboratori di sala, che quindi dovranno essere loro per primi in grado di interfacciarsi con i clienti, spiegare, magari anche rispondere a qualche domanda un pochino più provocatoria, ma questo lo si può fare solo appunto se c'è una grande consapevolezza delle scelte che sono state adottate, perché non nascondiamoci che, come vedevamo prima, il vostro lavoro cambia necessariamente, la predisposizione dei tavoli, non si può più fare il buffet, insomma sono cose dette e ridette, ma sono comunque il nostro attuale contesto. E quindi anche riuscire a sostenere appunto determinate scelte. L'ultimo esempio che volevo fare era quello sui climatizzatori, lo accendo, non lo accendo, mi serve, non mi serve, magari se sono appunto nel Monferrato in una cantina forse riesco per fortuna a farne a meno, in altri contesti è necessario. Qualunque scelta si adotti bisogna essere appunto molto consapevoli e molto preparati, io ritengo, anche su questa emergenza per poter rispondere agli stakeholder in modo costruttivo. Brava Isabella, grazie. Devo dirti che sono già arrivate delle domande per te e te le farò poi dopo. Okay. Hai toccato un tema fondamentale anche, questa formazione. La formazione è il progetto sul quale abbiamo lavorato con Fenimprese e abbiamo in realtà anche già a partire dal prossimo giugno addirittura un corso finanziato. Siamo partiti già da Torino e la possibilità quindi anche di
lavorare, formare queste figure che lavorano e che nel loro lavoro, nelle loro azioni quotidiane devono riuscire ad avere comportamenti attenti e appunto riuscire con il loro lavoro a trasmettere tutti questi valori. Ecco, questo diventa per noi il manager licet, possiamo dirla così? Ecco, queste sono le competenze che abbiamo inserito all'interno di questo corso di formazione, e grazie a Fenimprese abbiamo anche trovato i soldini per poter affrontare questo percorso. Grazie per averlo ricordato, e quindi passiamo adesso la parola sulla tutela delle persone, ma con un approfondimento molto molto particolare. Consolata Plantone, che anche lei conosco da ormai tantissimi anni di Unicamente, ci parlerà della tutela delle persone e della soddisfazione dei bisogni speciali. Quindi che cosa si intende? Che cosa si intende con i bisogni speciali? Che cosa significa tutelare le persone per un ristoratore? Grazie Consolata. Grazie Enza e buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto premetto che sono una persona sorda e quindi ho una particolare, diciamo, attenzione verso quelli che sono i bisogni speciali e particolari delle persone in genere. Quindi se noi pensiamo anche solo alle disposizioni ministeriali della salute e della sicurezza, come vediamo anche in questa immagine, vediamo solo un aspetto. Noi dobbiamo considerarci come persone, quindi a maggior ragione in ottica licet noi siamo abituati a non ragionare per compartimenti stagni, quindi o faccio una cosa o faccio l'altra o faccio l'altra. La persona è fatta da 1000 sfaccettature, ogni sfaccettatura va in relazione anche con il mondo esterno e quindi tutelare la persona noi dobbiamo vedere sotto tutti questi aspetti, che sono gli aspetti culturali, delle credenze, della religione, e questo dobbiamo pensare quindi alla tutela della persona dal punto di vista di un ristoratore, di un imprenditore, non come delle limitazioni, ma soprattutto come un'occasione per acquistare un valore aggiunto, un valore competitivo e differenziarsi dalla concorrenza, perché seguire le disposizioni di legge come sono uguali per tutti, ci portano alla standardizzazione e sono bene o male capaci tutti. Invece, per fare la differenza, dobbiamo fare un passo in più. Questo passo in più ci porta soprattutto a differenziarci. Differenziarci non solo rispetto appunto alla concorrenza, ma differenziare i nostri servizi in relazione alle persone che ci troveremo davanti. Se vogliamo passare alla slide successiva, questa situazione ci ha portato a fare una considerazione. Siamo in una situazione di incertezze, siamo tutti alla ricerca di risposte, di sicurezza, ma ancora nessuno ha, come dire, la sfera di cristallo. Quindi una delle responsabilità dei ristoratori è proprio quella di cercare di tutelare le persone dando proprio loro sicurezza, farle sentire tutelate e sicure. Questo si trasforma in servizi adeguati. Chi abbiamo davanti? Allora, possiamo avere davanti... No, puoi tornare indietro, grazie. Abbiamo le persone che sono timorose, che sono disponibili magari a pagare un qualcosa di più per avere un servizio più tutelato, quindi quelle che magari accettano il servizio al domicilio. Poi ci sono le persone che sono razionali, quindi le persone che non hanno tanto paura di uscire, che sono più propense ad andare proprio dentro il locale,
però devono percepire la sicurezza a 360 gradi. Poi ci sono anche i temerari, quelli che invece, vediamo anche quelli che frequentano i bar, la movida, senza mascherine, che se ne fregano un po', sono più temerari. Questi invece saranno un po' più, come dire, propensi a spendere meno. Quindi noi dobbiamo creare credibilità al ristorante, perché la credibilità porta alla fiducia, la fiducia porta a una maggiore reputazione del locale. La reputazione di dare e trasmettere sicurezza diventa anche un passaparola. Andiamo avanti con la slide. Nello specifico cosa possiamo fare? Possiamo trovare persone che avranno necessità della mobilità, persone che magari sono sulla sedia a rotelle, ma non è detto, potrebbero essere anche passeggini, potrebbero essere anche persone con una gamba ingessata, quindi non possiamo pensare solo alla disabilità come... in questo caso, ad esempio, le tovaglie troppo lunghe possono essere ingombranti, quindi o fissarle con dei ganci o fare delle tovaglie un pochino più corte agevola e fa sentire le persone comunque più sicure e più tutelate, più in tranquillità. Nel caso specifico la sordità, noi abbiamo una grandissima difficoltà con queste mascherine, perché le mascherine non ci consentono di leggere il labiale e questo ci mette in difficoltà perché non riusciamo proprio a capire. Quindi soprattutto in presenza del pubblico, avere una mascherina con la parte trasparente non solo agevola il labiale per le persone sorde, che poi ci sono persone sorde anche giovani, ci sono persone non udenti o anche che soffrono di ipoacusia giovani, quindi non dobbiamo pensare solo a un target anziano, ma ad esempio consentono anche di trasmettere un sorriso. Quindi anche nei confronti delle persone normali, avere una mascherina trasparente consente di far vedere un sorriso, quindi essere più accoglienti. Come ad esempio anche per terra, per i non vedenti o anche per le persone ipovedenti, avere le barre che limitano la distanza. Ci sono delle strisce adesive che sono rugose, quindi si sentono al contatto con i piedi, evita alle persone di andare magari oltre le barriere. Come ad esempio anzianità intesa anche non solo come età, ma anche come non approccio, diciamo, facile alla tecnologia. I menù non è detto che debbano essere per forza cartacei, cestinati, pensando anche alla sostenibilità. Potrebbero essere anche delle lavagnette da far consultare, quindi se uno non è pratico del tablet, leggerà a una lavagnetta appesa. Questo cosa significa? Che la lavagnetta può essere anche aggiornata e quindi si comunica anche un variare del menù che può essere più fresco, più a chilometro zero. Come ad esempio dare dei servizi esclusivi. Certamente le persone sono più disposte, non è che le persone tendono a non spendere, vogliono spendere bene. Quindi sono disposta a spendere anche un po' di più, però devo essere, come dire, consapevole e percepire il valore che spendo più. Anzi, sarò molto più soddisfatta quando saprò che ho speso bene i miei soldi. Quindi per un servizio magari esclusivo, in piena sicurezza, una sala dedicata ad esempio a delle persone, così come anche l'attenzione ai problemi alimentari e ai problemi, alle scelte religiose o culturali. Pensiamo ad esempio alle persone vegetariane o vegane. Quindi ad esempio loro vanno magari al ristorante in compagnia di amici che mangiano tutto, però una persona vegetariana magari si trova sempre solo alla scelta dell'insalata o delle verdure grigliate. Ci sono migliaia e migliaia di proposte. Ovviamente il fatto di magari far prenotare prima in anticipo il posto o prenotare, scegliere a casa in piena sicurezza il menù
si può offrire un servizio, diciamo, dedicato e più curato. Così anche come il servizio a domicilio per le persone che sono più timorose, che non vorranno, diciamo, uscire, noi possiamo offrire un servizio più curato. Ovviamente saranno più disponibili, magari una spesa un po', diciamo, aggiuntiva, però per avere quello che magari non si possono concedere con il pasto, diciamo, quotidiano. Noi dobbiamo cercare di prendere i nostri clienti per la gola e quindi cercare di dare quelle soddisfazioni appunto in tutela della persona a 360 gradi. Questo è anche il messaggio di Licet, cioè cercare di soddisfare le persone nella loro complessità in relazione a tutti gli aspetti. Quindi ecco, questo vuole essere, diciamo, il mio messaggio, di cercare di non standardizzare il servizio e non standardizzare i clienti. Ognuno, più incontriamo i loro bisogni, che possono essere sociali o speciali, ma ognuno ha le proprie necessità. Il cliente riconoscerà questo valore e sarà ben contento, come dire, di ripagare questa differenza. Questo è nei dettagli che si fa la differenza. Sono tutte strategie, anche la tutela della sicurezza della persona sono strategie di marketing, sono strategie per fare la differenza. Grazie Consolata. Ogni tanto a me dicono che quando parlo di Licet mi si illuminano gli occhi, ma ho visto che anche a te si sono illuminati gli occhi e che anche sei andata nel dettaglio e hai affrontato proprio tutti questi argomenti, e tra l'altro hai anche risposto a 2 domande che sono arrivate dal pubblico, quindi invito anche ancora a farne se volete, proprio perché hai detto che hai parlato proprio dei menù cartacei. La domanda infatti era vorrei chiedere un parere sulle norme Covid che vietano i menù cartacei di stanze nei servizi, dobbiamo aspettarci appunto tablet inseriti nei tavoli o quant'altro. Hai dato proprio una risposta, direi, proprio perché ognuno secondo la propria organizzazione può presentare il menù, presentare non soltanto il menù, l'abbiamo detto prima, anche proprio i produttori, nel modo che pensa, utilizzando la creatività e ovviamente in visione olistica l'attenzione alla sicurezza. Hai anche parlato di prenotazione, infatti un'altra domanda che è arrivata dal pubblico è proprio sulla prenotazione. Ovviamente prenotando significa avere anche responsabilità, come noi come utenti, come clienti, perché prestiamo attenzione al lavoro del ristoratore con la prenotazione. Diciamo preparatevi, sto arrivando, e il ristoratore quindi questo va all'interno proprio della gestione organizzativa. Ovviamente devo dire che in Italia ancora forse non abbiamo questa cultura e probabilmente anche questo è un cambiamento che possiamo fare tutti noi. Adesso passo la parola a Barbara, come vi dicevo, perché Barbara con me è proprio complementare. Come dicevamo, facciamo un gioco ristorazione, alimentazione. Ma Barbara, ci sono tutti gli ingredienti da queste relazioni che abbiamo sentito dagli esperti? Ma dunque, le relazioni sono state veramente incredibili, eccezionali e molto interessanti. Ci sono tantissimi ingredienti, forse ancora di più di quelli che avevo in mente magari io, però vorrei partire proprio dall'ultimo di Consolata, proprio perché in effetti lei ha detto bisogna soddisfare tutti e non standardizzare il servizio. Su quello è in effetti un'altra delle cose che si lega tra l'altro anche alla prenotazione, che può essere un vantaggio, nel senso che poi a questo punto è chi offre il pasto che in effetti si deve interessare di chi avrà come ospite, perché il fatto di sapere che se fra gli ospiti ci sono dei bambini o ci sono degli anziani, come effettivamente diceva Consolata, ci sono delle differenze anche nel porzionamento delle dosi e quello permette di andare su 2 punti: uno sulla tutela delle persone che stanno venendo da me, 2 anche sul porzionamento delle cose che io sto offrendo loro, perché
normalmente quello che succede è che o ai bambini si fa il solito piatto bimbo molto standardizzato, o in effetti a volte magari si porta un piatto enorme uguale per tutti. Se io invece so che mi sta arrivando 10 persone di una famiglia che quindi potranno stare tutti assieme allo stesso tavolo, e comunque ci sono 5 bambini e 5 adulti, magari 2 sono anziani e senza denti, saprò già un attimo come regolarmi da questo punto di vista. Dopodiché quello è utile sia nei confronti della prenotazione sia nei confronti appunto del porzionamento. Dopo anche qui lei ha parlato chiaramente di persone che possono essere dai vegani a quelle che possono avere per questioni di religiose, etiche o qualunque altra cosa, delle alimentazioni di un certo tipo. Chiederlo sia da parte dei voi ristoratori, ma è giusto anche che comunque il cliente poi lo comunichi, e a quel punto lì da parte però del ristoratore è importante veramente comunicare in maniera chiara tutte quelle che sono le caratteristiche degli ingredienti. Ora, questo vuol dire che la persona, il ristoratore deve essere veramente a conoscenza di tutti gli ingredienti che sono nel cibo, perché in effetti da questo punto succede che a volte ci sono delle basi su cui lavorare, e nelle basi penso già anche solo alla pizza, e magari non sempre si sa con esattezza che cosa c'è dentro la pizza, gli attivatori, il lievito, quanto sale c'è. Invece già da una materia base come quella bisogna saper partire per sapere dire che cosa sta arrivando. Se poi è come ha detto benissimo Franco Della Rossa, noi certe cose le facciamo e dalla cucina poi comunque ripartiamo per il territorio, meglio ancora, perché in ogni caso sappiamo direttamente che cosa abbiamo fatto in cucina. Da un punto di vista di territorio, sia per farlo vivere, sia per far vivere e tutelare bene le persone, ovviamente ritorno su una T di tutela, che è una tutela con cibi vivi. E questo ritorna anche di nuovo nel discorso che stava facendo Consolata. Noi al di sotto dell'iceberg, nella parte che non vediamo dell'iceberg, abbiamo un intestino, per esempio, che somatizza tutto quello che noi abbiamo stiamo mangiando o ci apprestiamo a mangiare, e in che modo ci apprestiamo a mangiarlo, se sono agitato, se ho il piacere di stare con delle persone. E quindi noi ristoratori possiamo sempre dare un aiuto nel rafforzare quelle che possono essere le difese immunitarie della flora intestinale, quindi dando dei cibi che provengono da delle coltivazioni possibilmente con pochi fertilizzanti o anche niente se possibile, ma comunque pesticidi, antibiotici, sono tutte cose che appesantiscono la nostra flora intestinale, che in questo periodo Covid ha dovuto, i ristoratori sicuramente, ma anche tutti noi clienti, abbiamo dovuto sopportare tutta questa tensione determinata dal Covid, e la flora intestinale è veramente messa sotto stress da questo periodo. Però se io gli do un'alimentazione che poi mi va a danneggiare la flora intestinale, chiaramente da un punto di vista di ristoratore avrò fatto un piatto buono, saporito, ma non avrò tutelato chi sarà il mio ospite. Volevo solo, ultima cosa su cui vorrei l'attenzione, veramente nella flessibilità delle proposte. Il discorso della mi è sempre piaciuto, sono contenta che comunque sia partito, e se può andare avanti da 3 parti meglio ancora. Però oltre la colazione adesso noi dobbiamo tornare, secondo la dieta mediterranea, come diceva Giovanna, anche a pensare colazioni extra large, cioè se andiamo indietro nella Cina di alcuni decenni fa, noi troviamo che comunque i contadini facevano una grossa colazione, magari anche già dopo aver lavorato, un pasto leggero, e poi magari mangiavano un po' più tardi in là nella giornata quando tornavano da lavorare. Noi adesso ci troviamo in delle condizioni in cui effettivamente ognuno nella propria realtà riuscirà a declinare delle colazioni extra large con dei prodotti ovviamente del territorio e tutto quanto,
il brunch, no? Quindi mutuiamo dalla civiltà anglosassone, unire un po' una colazione con un pranzo, che cosa di grosso a questo punto qua, e delle merende sinoere, vorrà dirsi adattare a quelli che possono essere dei nuovi ritmi lavorativi, perché sono determinati veramente questo smart working, la condivisione di spazi vari anche familiari per chi ha famiglia, ma che deve condividere magari lo stesso computer, lo lavoro fra le stesse mura, e poi questo si riversa ovviamente nelle altre condizioni sui propri lavori, hanno bisogno di tempi diversi e quindi magari qualcuno dovrà mangiare presto, rimangerà piuttosto tardi, e il ristoratore, che normalmente magari era più abituato a fare pranzi e cene, secondo me, vivuto questa cosa che per me ma anche proprio per la salute delle persone, hanno meglio colazioni appunto abbondanti e cene preste, da noi si chiamano merende sinoere per l'appunto. Tutto questo per adattare comunque l'ambiente e le cose che io posso offrire dall'ambiente, ma ai modi di vita, alle modalità di vita che saranno comunque diverse in questo momento, e per farli stare meglio, perché guardate che veramente sono convinta che comunque la nutrizione faccia ben prima con ristorazione, però deve farlo in maniera adatta, appunto utilizzando veramente dei cibi adatti, vivi, perché sia vitale e non perché sia solo piena di gusto e basta. Abbiamo visto che ce ne sono un sacco di altre emozioni che ci sono a livello del mangiare, che il gusto non è l'unica cosa. Bene, grazie Barbara. E devo dire che questa parola, emozione, ci porta al case history che vi abbiamo portato. Ginger People in Food ha emozionato la giuria che io ho coordinato per il premio Bezzo. Il premio Bezzo, come diceva Plata prima, ne abbiamo un po' accennato, quindi sulla valorizzazione di questa ristorazione licet, ristorazione che ha in sé tutti questi valori. L'abbiamo passato attraverso una candidatura che è stato anche lì un percorso di autovalutazione. Prima abbiamo chiesto di progettare un menù autunnale, e il menù autunnale che ha colpito all'unanimità la giuria, ma anche poi attraverso un sistema di valutazione partecipata che caratterizza l'ICET, quindi la parte tecnica, l'autovalutazione, valutazione anche dei feedback, Ginger si è posizionato proprio in prima posizione, ma questa prima posizione la voglio far raccontare a Carmelo Roccaro, che è lui, attraverso la sua esperienza, che ci farà capire perché si è posizionato per primo. Grazie Enza, buon pomeriggio a tutti. Mi piaceva partire facendo un riferimento a quello che è stato detto anche abbastanza brillantemente da Consolata Plantone, no? Ponendo il tema dei bisogni specifici, di come si testimoni che in realtà un processo di qualità passa attraverso un'attenzione particolare verso i bisogni che poi le persone manifestano. Chi si è occupato di turismo accessibile sa che la qualità dell'accoglienza e quindi tutto ciò che è legato all'accoglienza, dalle strutture alberghiere a quelle di ristorazione, attraverso il rispetto e la valorizzazione delle risposte alle persone che manifestano bisogni specifici, di fatto eleva in maniera enorme la qualità complessiva dell'offerta dei servizi offerti. Perché faccio questo aggancio? Perché intanto presento chi siamo. Il ristorante Ginger People in Food in realtà è una delle attività di un'organizzazione no profit che è una cooperativa sociale di Agrigento che si chiama Al-Harub. Questa Al-Harub è una cooperativa che nasce nel 2011 e ha l'obiettivo di creare inserimento lavorativo per persone con disabilità e persone straniere in condizioni di fragilità. Molti di noi vengono dal mondo della disabilità e della riabilitazione. Io
in particolare non sono un ristoratore, io sono un fisioterapista, mi occupo di riabilitazione da tanto tempo, mi sono occupato di turismo accessibile e quindi per me il discorso qualità in un'ottica di accoglienza è sempre passato attraverso appunto la risposta a bisogni specifici. Noi siamo presenti nel territorio in doppia veste perché siamo ristoratori ma siamo anche produttori. Noi siamo produttori di miele in quanto portiamo avanti un'attività di apicoltura tutelando una biodiversità siciliana che è la Penera sicula. Siamo concessionari di alcuni terreni all'interno del parco della Valle dei Templi di Agrigento, dove teniamo le nostre api e con le quali produciamo il miele a marchio Diodoros, che è il marchio dei prodotti della Valle dei Templi di Agrigento. Queste concessioni sono state date per anche consentire una tutela da parte dei cittadini e delle aziende insistenti nel territorio, una tutela del paesaggio. Il territorio del parco è molto ampio, quindi ognuno di noi contribuisce con la sua attività a garantirne la conservazione e la valorizzazione. Il nostro incontro con l'ICET è avvenuto tramite diciamo, questa opportunità di partecipare al premio Bezzo. Il nostro è un ristorante che è inserito nel territorio agrigentino, siamo nel centro storico di Agrigento. Ci siamo contraddistinti dal resto diciamo, della ristorazione locale perché abbiamo voluto raggiungere i nostri obiettivi sociali attraverso la cucina, quindi attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, ma cercando di andare a riscoprire, andando indietro nella tradizione, i punti di unione tra la tradizione culturale siciliana e quella africana. Noi, la città di Agrigento si trova proprio di fronte all'Africa, noi siamo praticamente la porta, insieme a Lampedusa, d'Europa. Storicamente abbiamo sempre risentito di queste influenze culturali e ci è piaciuto in questo momento storico voler riproporre la tradizione rielaborata alla luce anche dei nuovi saperi che cominciano ad arrivare nel nostro territorio e a inserirsi nel tessuto connettivo del nostro territorio. Devo dire che inizialmente noi non eravamo molto scettici nel partecipare, non conoscevamo il LICET, ci dicevamo ma cosa vuoi che importi di quello che stiamo facendo qui nell'era delle stelle Michelin e di Masterchef. Dico, noi che siamo brutti, neri e cattivi. E poi ci andremo a confrontare anche addirittura con ristoranti che vengono da realtà importanti come quelli di Parma, sappiamo sono uno dei santuari della ristorazione, della gastronomia italiana. Però dico, su pressione di amici e anche gli stessi clienti che ci hanno incoraggiato, abbiamo deciso di partecipare. Ci siamo confrontati quindi con questo strumento, questo nuovo strumento. Ed è stata una bella sorpresa scoprire che buona parte delle nostre azioni, che non erano state pensate in funzione dell'ICET, in realtà venivano coniugate perfettamente con tutti quelli che sono gli indicatori specifici. Questo ci ha consentito di poter anche strutturare in maniera, diciamo, e quindi codificare meglio quello che stavamo facendo anche alla luce di questo metodo, che si è rivelato, devo dire, per noi estremamente prezioso. Prezioso sia per poter effettivamente valutare quello che noi stavamo facendo, apportando le dovute modifiche, perché è chiaro che mettersi in discussione, autovalutarsi e accettare le valutazioni degli altri aiuta anche quindi a capire dove migliorare la proposta. Ma soprattutto devo dire che questo ci ha consentito di condividere anche con i nostri clienti meglio i nostri valori che ci hanno di fatto spinto ad andare avanti e realizzare questo progetto. E devo dire che questi valori in qualche modo noi li stiamo trovando preziosi è lo strumento, diciamo, attraverso lo strumento LICET anche nell'affrontare questa emergenza.
Infatti, io capisco che ci sono molte perplessità nel mondo della ristorazione che è stata pesantemente provata. In realtà molti di noi non sappiamo come riusciremo a riprenderci, perché diciamo, il peso della crisi è stato molto pesante. Da noi ci sono alcuni ristoranti che non hanno ancora aperto, noi stiamo aprendo, stiamo andando avanti, stiamo cercando di adattarci a quelle che sono le difficoltà del momento, e devo dire che ci sta aiutando anche la sistematizzazione delle nostre azioni attraverso l'ICET. Il fatto di essere riconosciuti come portatori di valori, no? Poco fa si parlava di credibilità, fiducia e sicurezza. Queste sono delle cose importanti, perché vediamo che in questo momento occorre creare questa sorta di condivisione tra ristoratore e cliente della responsabilità. Si parla proprio di corresponsabilità, della tutela reciproca. Quindi il riconoscimento di questo ruolo da parte sia appunto dei ristoratori che della clientela consente di accettare meglio le misure prescritte, e queste misure vengono riconosciute come gesto di rispetto per chi lavora e per chi viene anche a mangiare da noi. Certo, questo implica l'accettazione da parte dei ristoratori di un reddito ridotto ai limiti della sopravvivenza. Ovviamente questo si fa perché si crede di poter ripartire, di poter recuperare domani, di poter recuperare anche con l'innovazione, perché questa ormai è diventata una parola fondamentale, una parola chiave: l'innovazione, la fantasia, la possibilità di proporre nuove soluzioni. E quindi magari diventare anche più forti domani, adeguandoci a quelle che sono le nuove esigenze che stanno venendo fuori in questo momento. Certo, per le aziende no profit è più facile, insomma sono delle aziende più abituate alla resilienza, alcuni di noi sono volontari a tempo indeterminato, ma il rispetto prioritario è sempre nei confronti di chi lavora e dei clienti. Oggi la nostra chef, che è una chef del Senegal, si chiama Marème Cissé, stasera non è potuta essere presente con me. Non te l'avrei chiesto. Dico, al di là del premio che poi abbiamo ricevuto, forse immeritatamente, non lo so, nel frattempo è diventata campionessa mondiale di couscous, ha partecipato al campionato mondiale di couscous Sifonian a San Vito do Capo, che è in provincia di Trapani, e in più è stata anche protagonista di una trasmissione ben nota in una televisione nazionale, ed è considerata una delle ambasciatrici agrigentine più conosciute in Italia. E questo per me è stato sicuramente un motivo sicuramente di soddisfazione. Adesso siamo diventati alfieri del territorio, e concludo con questa mia riflessione su cosa significa essere alfieri del territorio, per come lo intendiamo noi. Sicuramente significa essere custodi e promotori della cultura, dei prodotti, della tradizione gastronomica di un territorio, ma anche della storia. Questa storia che sicuramente va legata anche al posizionamento geografico, dei sedimenti culturali che si sono depositati in oltre 2600 anni di storia, perché quest'anno Agrigento, lo ricordo, è una città che compie 2600 anni dalla sua fondazione. Anche occorre essere capaci di leggere i segni dei tempi, cioè saperli interpretare, saperla anche lasciare un segno nella determinazione della comunità di domani, che sicuramente sarà diversa di quella di oggi, diversa di quella di ieri. Significa essere corresponsabili del benessere dei nostri concittadini, e non solo da un punto di vista alimentare. Il nostro è un pubblico estremamente giovane, non giovanissimo, è un pubblico che ha una fascia, diciamo che ha una fascia di età dai 25 ai 35 anni. Diciamo il pubblico sono i ragazzi di Erasmus, sono i ragazzi che viaggiano, che sono più aperti
verso un mondo inclusivo e multiculturale, un po' in controtendenza con alcune posizioni che noi riscontriamo adesso nel nostro paese, in Europa, nel resto del mondo, che tendono invece a chiudere, a limitare gli scambi, alimentando nazionalismi pericolosi. Ecco, noi, per noi essere alfieri del territorio significa questo, significa essere testimoni, garanti di una comunità che è destinata a modificarsi, e quindi nostro, diciamo, dobbiamo necessariamente essere avanguardia, non solo gastronomica, ma anche sociale. E quindi questa è la riflessione che io mi sento di lasciarvi, rubandovi neanche altro tempo. Grazie. Bene, grazie Carmelo. In questa slide avete visto questo istogramma, e l'istogramma è il mezzo di comunicazione, diciamo, dell'ICET, che è quello che accompagna l'autovalutazione, la valutazione tecnica e anche la valutazione partecipata. Vedete, ci sono 5 colonnine di questo istogramma che sono più o meno basse in funzione delle azioni, in funzione quindi delle azioni misurate con i criteri. Che in ICET sono 38. E quello che è stato, che ho portato qui è la fotografia che abbiamo fatto quando hanno vinto, quindi una fotografia appunto scattata in quel momento. Il ristorante Ginger ha vinto un premio importante che è stato offerto anche dall'ente di certificazione RINA, che ci sta accompagnando, nel senso che ci sarà poi anche una validazione, perché l'ICET non si ferma alla fotografia. Aiuta l'azienda a fare un piano basato sulla valutazione iniziale, la valutazione dei rischi, la valutazione delle aspettative delle parti interessate e quindi la definizione di obiettivi di miglioramento. Questi obiettivi quindi sono accompagnati anche proprio da indicatori, e anche il ruolo di un ente di certificazione è importante, perché poi va ad aumentare in questo percorso credibilità crescente proprio la credibilità di chi si impegna e si impegna nel tempo. Quindi non soltanto una fotografia, ma proprio un programma di sviluppo sostenibile, e noi diciamo del benessere equo e sostenibile partecipato. Passo adesso la parola, visto che ho parlato di benessere equo e sostenibile, perché il Comune di Agrigento, grazie al fatto che inizialmente aveva già anche proprio promosso la partecipazione dei ristoranti, e ricordo che noi quando siamo partiti appunto con il premio BES, una seconda edizione, abbiamo coinvolto i ristoranti quelle che erano i candidati alla capitale cultura italiana, coinvolgendo quindi a partire dai sindaci, dai comuni stessi. E quindi sono stati i comuni che sono stati facilitatori, hanno portato quindi alla conoscenza di questo premio, hanno invogliato, motivato i ristoratori, e i ristoratori a sua volta il vincitore ha riportato di nuovo a casa al comune il premio. E infatti il premio fino adesso ricevuto dal Comune di Agrigento, il premio più grande, al quale dobbiamo ringraziare il gruppo CRAI che ci ha finanziato, che ha finanziato la ricerca, è stata proprio una ricerca sul benessere soggettivo, sull'indagine sull'alimentazione e benessere soggettivo nella comunità agrigentina. Adesso passo la parola a Gaetano Bucciardo dell'Università di Palermo, Polo Didattico di Agrigento. Grazie Enza, grazie per avermi invitato a questo webinar, e grazie soprattutto per avermi dato l'occasione di ascoltare tutti questi interventi che mi hanno veramente offerto moltissimi stimoli, ma mi hanno anche, diciamo, rassegnato questa rappresentazione di quanto, come dire, come ha detto Emanuele Plata, di quanto umanesimo ci può essere nella idea
possiamo avere, che dovremmo avere di alimentazione, di benessere, di impresa, di comunità. È stato veramente molto istruttivo ed edificante ascoltare tutti quanti. Io vi dovrei molto rapidamente restituire alcuni risultati della indagine che abbiamo fatto sul benessere soggettivo e l'alimentazione ad Agrigento. È un'indagine che abbiamo fatto con un campione rappresentativo della popolazione, che abbiamo intervistato con un questionario, con interviste faccia a faccia o per telefono, e naturalmente sono venute fuori tante cose perché abbiamo indagato gli stili alimentari, i profili di consumo, il livello di soddisfazione per la propria alimentazione, il benessere soggettivo, le varie forme attraverso le quali il benessere si manifesta. Provo a concentrare l'attenzione solo su alcune cose che riguardano l'alimentazione. L'alimentazione degli agrigentini è sostanzialmente la dieta mediterranea, non ha nulla di particolare, di specifico rispetto alla dieta siciliana o alla dieta italiana. Però, come mostra questo grafico che ha selezionato Enza, è possibile individuare alcuni profili di consumatori, perché abbiamo chiesto ai nostri intervistati cosa conta di più quando vanno a fare la spesa. E le opzioni possibili erano tante, perché abbiamo previsto 11 item, e fra questi 11 item c'erano cose come: quello che conta di più è il costo, quello che conta di più è la stagionalità, quello che conta di più è che siano prodotti biologici, quello che conta di più è che siano prodotti salutari, eccetera, eccetera. In base alle risposte abbiamo individuato 3 profili di consumatori, che sono, per semplicità comunicativa, ho chiamato comodisti, salutisti ed ecosolidali. I comodisti sono quelli che si preoccupano, danno più importanza quando vanno a fare la spesa al costo, alla facilità di preparazione dei cibi e alla facilità di accesso al luogo di vendita. Invece i salutisti sono quelli che si preoccupano, che danno priorità alla stagionalità, al fatto che il prodotto debba essere salutare, che abbia una provenienza biologica, eccetera, eccetera. Gli ecosolidari sono quelli che vogliono che il prodotto, vanno a rifornirsi presso produttori locali, lungo la filiera ecosolidale, eccetera, eccetera. Cosa è emerso? Il grafico ci fa vedere i livelli di soddisfazione di questi 3 profili. E come vedete, la soddisfazione alimentare aumenta proporzionalmente, io direi quasi all'ampiezza della inclusività della propria socievolezza. Mettiamolo in questi termini. Più ampio è il cerchio della socievolezza delle persone, maggiore è la loro soddisfazione alimentare, perché naturalmente se tu vai a fare la spesa e ti preoccupi del costo, hai un orientamento, diciamo, non solo molto materiale, ma molto personale. Se ti preoccupi della salubrità di quello che compri, hai un orientamento, diciamo, meno materialistico, ma è un po' più, è ancora centrato su te stesso. Invece hai un orientamento ecosolidale, il tuo orientamento è più responsabile verso l'ambiente e verso gli altri, verso il commercio ecosolidale. E non è un caso. La soddisfazione alimentare viaggia insieme alla ampiezza di questo cerchio. Il che, diciamo, ci dice 2 cose, almeno a me sembra dire 2 cose. La prima è che la soddisfazione alimentare non comincia nel momento in cui arriva la portata a tavola, o nel momento in cui cominci a mangiare, o quando hai finito di gustare quello che ti è stato portato o che hai preparato. La soddisfazione alimentare comincia con l'atteggiamento con il quale vai a fare la spesa, procuri quello che devi cucinare, quello che devi mangiare. Prima cosa. La seconda cosa è che un po' questo mi è stato veramente molto sollecitato dalle cose dette da alcune di voi. La seconda cosa è che la dimensione
conviviale dell'alimentazione non è accessoria rispetto alla soddisfazione alimentare, è essenziale. Come vedete, infatti, qui diciamo, il cerchio sociale più ampio è maggiore la soddisfazione alimentare, ma lo abbiamo visto anche con altri dati. Abbiamo isolato le persone sole, che hanno poco capitale sociale, che sono poco inserite nelle relazioni sociali. Queste persone hanno poca soddisfazione alimentare, non solo stanno peggio su un piano generale, cioè hanno una soddisfazione per la vita inferiore, ma hanno anche una soddisfazione alimentare inferiore. E poi abbiamo messo la gerarchia della soddisfazione in relazione all'integrazione familiare. Maggiore è l'integrazione familiare, maggiore è la soddisfazione alimentare. Quindi l'alimentazione ha una intrinseca dimensione conviviale, non solo perché ci fa piacere mangiare insieme, ma la nostra stessa soddisfazione di quello che mangiamo dipende dalla qualità delle nostre relazioni con gli altri. Ecco perché trovo particolarmente affascinanti e opportune le considerazioni che ha fatto, chi le ha fatte? Giordano, mi pare, sul fatto che mangiare è ricordare, il che mi ha fatto pensare alle Madeleine della ricerca del tempo perduto di Proust. È così. L'alimentazione, anche qui Maslow, noi con i sociologi abbiamo l'idea della gerarchia dei bisogni di Maslow, per cui se devi occuparti dei bisogni relazionali, post-materiali, devi comunque avere soddisfatto i bisogni materiali. E di bisogni materiali c'è anche l'alimentazione. È un equivoco, perché in realtà l'alimentazione non è mangiare. L'alimentazione è stare insieme agli altri, cioè è soddisfare anche un bisogno di socialità. Quindi quando tutto quello che si è detto fino ad ora io trovo particolarmente centrato, e i dati me lo hanno confermato, se bisogna perseguire la soddisfazione alimentare, bisogna perseguirla non solo con la qualità del piatto, ma anche, se vogliamo, con la qualità a tavola, come ci spiega Alessia Cipolla, no? Con la capacità di stare a tavola bene, di poter stare bene insieme agli altri. Questo, diciamo, in estrema sintesi, quello che avevo da dire. Poi magari una cosa fatemela dire su Carmelo Roccaro, perché io sono un agrigentino e vi confesso che se avessi dovuto fare questo discorso 20 anni fa, avrei ragionato di che cosa è la cultura d'impresa nel Mezzogiorno. La cultura, o meglio, di come è rappresentata la cultura d'impresa nel Mezzogiorno, di che cos'è l'impresa nel Mezzogiorno, perché l'impresa nel Mezzogiorno, qui, questa è la città della Valle dei Templi, ma è stata, lo è ancora se vogliamo, la città dell'abusivismo edilizio, della speculazione edilizia, dei palazzoni. L'impresa è stata ed è stata pensata come una impresa predatoria, mentre qui Emanuele ce lo ha illustrato, l'idea di impresa è l'idea dell'impresa responsabile, capace di sviluppo di comunità, che qui noi non abbiamo mai visto. Non abbiamo mai visto. Danilo Dolci negli anni 60 ci provò a fare sviluppo di comunità, ma è una memoria che abbiamo 4 gatti, non c'è stato ricaduta sul territorio. Invece persone come Carmelo Roccaro sono l'alfiere del territorio in questo senso e in qualche modo mi sgravano dalla responsabilità di pensare alla mia terra come era 20 anni fa. Non è più come era 20 anni fa, perché ci sono persone come Carmelo Roccaro, cioè persone che concepiscono la propria azione sul territorio nei termini in cui ha cercato di rappresentarla lui, cioè è una responsabilità ambientale, sociale, relazionale fondamentale, che ci dà a tutti quanti motivazione e speranza. Grazie. Grazie Gaetano, devo dire veramente che questa ricerca, come ti ho già detto, ha dei risultati che mi rendono veramente felice, perché abbiamo dimostrato che anche proprio con i dati, con la ricerca, che quanto stiamo facendo siamo sulla strada giusta.
Questo ce l'ha detto anche Filomena Maggino, che è la presidente di AIQAV, ieri quando abbiamo presentato i dati della tua ricerca, che saranno poi messi a disposizione sui siti di PLEF e di Aregai, perché PLEF, Aregai e AIQAV sono state le associazioni che appunto hanno voluto questo premio. Come dicevo, Filomena Maggino, presidente AIQAV, ieri ha raccontato appunto l'indicatore BES, che è un indice composito, e Filomena Maggino ha un ruolo molto importante adesso, perché è presidente dell'Accademia di Regia Benessere Italia. E quindi sarà anche nostro compito con Emanuele Plata e quindi anche di portare avanti questo discorso di LICET, BES, perché possa essere utilizzato appunto dai territori per riuscire a migliorare il benessere. Come stavi appunto dicendo tu, Gaetano, prima, lo possiamo migliorare solo se siamo insieme, se pubblico e privato collabora e se siamo abbiamo e supportiamo imprenditori responsabili. Ecco perché anche è importante come la presenza delle associazioni come Fenimpresa. Bene, i territori che hanno anche già dimostrato durante questo webinar l'interesse sono territori come per esempio vedevo dalle domande Langhero, Ero e Monferrato, ma anche Canavese e Biellese, e quindi in realtà stiamo dal nord dell'Italia al sud. Altre domande sono domande più specifiche e quindi ora il tempo, abbiamo solo più 5 minuti perché abbiamo detto di chiudere alle 17, ma cerco di riassumere e soprattutto vi invito comunque a vedere sul sito internet www.aregai.it, perché lì chiederemo anche delle risposte anche a queste domande tecniche. Per esempio Isabella chiedevano maggiori informazioni sullo oppure anche Consolata Plantone chiedevano dove è possibile reperire le mascherine. Magari diamo poi delle informazioni appunto sul sito in modo tale che possiamo rispondere a queste domande. Le altre domande invece sono proprio sulla diciamo un approccio strategico, perché per esempio è arrivata da Mariangela Petruzzelli, presidente dell'associazione Miss Chef, che è qui con noi, che la domanda riguarda che cosa ne pensiamo dello storytelling tra tradizione e innovazione online, quindi prima del ristorante La Storia ad invogliare il cliente a tornare ancora appunto sul territorio. La risposta devo dire che ne pensiamo che assolutamente è proprio l'obiettivo è di riuscire a raccontare ovviamente con il linguaggio comune LICET, ma perché così riusciamo a far passare tutti questi valori e quindi non il territorio, i produttori, perché un'altra domanda era relativa proprio al raccontare anche proprio il produttore, ma io aggiungo che la tavola è l'anello di congiunzione tra i produttori delle materie prime, ai produttori, alle associazioni territoriali, e quindi l'ospite che arriva sul territorio e che magari dorme e che poi si appresta a degustare la colazione o anche il pranzo, perché comunque è quello che le dà l'energia, e queste energie le va, tra virgolette, a consumare nuovamente sul territorio, dove può vivere l'esperienza, andando magari anche proprio a fare esperienze concrete sulle aziende o ancora appunto al fianco di associazioni, dalle associazioni sportive alle associazioni culturali o sociali. Sto leggendo altre domande direi che sono tutte orientate anche a delle proposte, alle proposte di progetti nuovi o comunque di idee. Ecco, idee e soluzioni sostanzialmente l'argomento che vogliamo affrontare con voi con il 6
di nuovo sabato prossimo. Ci domandavamo se effettivamente era troppo gravoso per voi con queste belle giornate essere di nuovo con noi il sabato, però diciamo che raggruppa un po' gli interessi e anche i bisogni di tempistiche. Quindi passare il prossimo sabato nuovamente insieme, questa volta non vedrete più soltanto gli esperti, ma ci vedremo proprio perché il meccanismo utilizzato e che grazie alla piattaforma Zoom potremo utilizzare è proprio di progettazione, diciamo, anche in condivisione. Ecco, questo è l'augurio che faccio di rivederci proprio il 6 di giugno prossimo, in modo tale che possiamo andare avanti insieme. Ringrazio tutti. Se volete aprire le vostre... Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Complimenti. Grazie, metteremo questo Arrivederci, questo grazie a video voi. online, metteremo online e vi preghiamo di condividerlo. Grazie a tutti. Di nuovo. Grazie a tutti. A voi. A voi, salute a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.